L'Università di Agrigento è quasi salva, il CUPA non chiuderà. La soluzione che ha sbloccato la situazione è una lettera che il presidente della regione, Rosario Crocetta, ha annunciato al commissario della provincia, Alessandra Di Liberto. Lettera con la quale la regione destina alla ex provincia un finanziamento di 750.000 euro per le esigenze del consorzio. E sulla base di questo impegno, come aveva anticipato il prefetto Nicola Diomede, in contatto con la regione, soprattutto dopo aver ricevuto una delegazione degli studenti e il cardinale Francesco Montenegro, ieri nel tardo pomeriggio il commissario ha firmato la revoca del recesso della ex provincia dal consorzio universitario. Al momento della firma dell'atto di revoca presente anche una delegazione di studenti. La revoca prende atto della volontà della Regione di garantire le risorse necessarie, ma questa volontà dovrà essere poi confermata dai fatti in fase di approvazione del bilancio regionale d'aprile. Ma i soldi ancora non ci sono, diventeranno concreti quando la Regione approverà la finanziaria e l'esercizio provvisorio, valido fino al 30 aprile. C'è da aspettare l'arrivo di maggio per vedere se la promessa di Crocetta sarà mantenuta o se la D'Ercole effettuerà un altro taglio che porterebbe alla fine del CUPA. Anche se si tratta solo di una soluzione momentanea e non di quella definitiva, che auspica anche il cardinale Francesco Montenegro, il quale ha nei giorni scorsi richiamato le istituzioni alle loro responsabilità e partecipando ieri alla manifestazione di studenti e docenti. Un'analisi della situazione e delle prospettive a medio termine l'ha offerta la CISL Funzione Pubblica, che ha evidenziato come la Regione stia mettendo a rischio il dissesto finanziario, la ex provincia, che potrebbe trovarsi nella condizione di porre in essere pesanti tagli su organico e anche servizi.